Osin in Friul e la peraule marine nus fas subit pensa a Maran e alla sua laguna, ma tenestre marine e entre anche la laguna di Grau. La marine furlane di fat e va dal Flum Lusins fin al Timent e ha un'estensione di circa 16.000 ettari e è la più settentrione dal mare Adriatico. Gli saghis des erois di risorgive che affinissin la soccorsi in marine a portin tantis e abbondanti sostanze nutritivis. Queste prerogative e spiega di besole la complessità biologiche e la grande importanza naturalistica delle nostre marine, che rappresenta un habitat ideale per tantissime qualità di bestis e di plantis. Alle parchel che ho voluto là a conoscere più di donge la sciorretà naturalistica de marine furlane che per cumossi contentin di fa visite dome a qualche località e sicciate in te lagune di Grau. E come ho lì a conosci cui che nos porterà a visitare questo eccezionale ambiente, paradis dai pesciadores e dai cacciadores di Chienti. Lino Pellizzon è un imprenditore commerciale e al preste la sua attività di pancor e fuiazzar a San Giorgio di Noiar. Finiti il suo responsabile impegno pubblico, al passo il suo team libar in marine di spes l'antacciazze, la sua grande passione. In marine per spostarsi al dopo un motoscafo di tipo cacciapesca, vale a dire una barca col fond plac che al pocori anche su fondai di aghe basse. Allora, dopo aver messedat farinis e levant tutte la notte, la mattina gli empladis li cestis di pan profumate consegnatis al personale de rivendite. Crema e mele? Arancia. Lino si fa sglotti dal cidinor de marine di Grau. Lunedì allora, insieme al suo amico Luciano, magari cucinò venuta manciata al mese di mai dal 2015, ha invitato sulla sua barca anche a me e il mio amico Riccardo, teleoperador. In compenso altri due, ognuno a suo mood, Riccardo con la sua telecamera, io con le mie macchinette fotografiche o cellulare, ho tirato la bellezza delle nature peade al paesaggio lagunar, tanciar ai cacciadores e ai pesciadores di Grau, realizzando questo documentario. Un documentario che si rispietti alla di rendi conto dice che al mostre e chi ho documentin la storia dai posti che ho visitato. Osin partis dal Puerto di Planais de Associazione Nautica San Giorgio e l'antiu palau sequar unificas osin rivaz a Portobuso. Isole d'Ulache in ete romane all'esisteva l'antic port conosciuto come Alsuanum. L'Itacade è la isola di Anfora, di simpri borg di pesciadores di Grau e che, za di Tanciais, all'ospite l'inominato ristorante ai Ciodi. Le prime guerre mondiali, Portobuso era un posto militare avanzato. Di fatto la costruzione con la torretta che si vio anche mo era la caserma dai gendarmis austriaci, militari che avevano di guardiare il canale, un fin di stato con l'Italia. Di là dal canale, l'isola di Sant'Andrea, esisteva un distaccamento di finanze italiani
è proprietà private. Non conti il fatto dai prins colps di moschet, sparati dai tedeschi a Siorpoldo, tanti soris prima dei entrate in guerra. Quest fatto lo conterai in un'altra occasione. Chi a Portobuso allora, ai 24 del mese di mai del 1915, Ju Pegnot, il giace torpedinier italiano, Zephyr, al sparai prins colps di canon, bombardando la caserma dai gendarmis. Il suo quarto è tutto il Dulintor, causanti prins moars austriacs e danti inizi così alla prima guerra mondiale. Vecchi la piera che testimonia il fatto. Moto a Safon. Si movin bande grau sul canal Anfora Vecchia e con la barce o pontin dres sul puertut di Moto a Safon, la isola dai Graisani de Palù. Queste isole si chiama Safon perché ha una pompe, una fontana con laghe che ven su di Besole come un sifon. I Graisani de Palù è un'associazione culturale di Grau, mettuta su di un gruppo di amici col fin di valorizzare tutte le particolarità della laguna e del suo ambiente, ma soprattutto preservare la storia e la cultura, vale a dire incentivare e doprare la tipiche fevelade venite dal puesto. Queste isole è la stessa che ha in Sindaur Pausolini al passare le vacanze insieme alla innominata cantante liriche Maria Callas. Il biel cason che ovvio d'incumò è stato fatto su dal stesso puesto di quel dal gran poeta e scrittore Furlan. Cason che gli era diventato inabitabile. La sociasi in muratura però è anche mo ben visibile. Din allora una cuccata a queste magiche isole Safon, trasformate dai Graisani de Palù in un museo naturalistico.
Con la Barce o continuin alla Bande Grau, sempre sul canale principale, passando pel Taio Novo e olin a fa visita al cason di un simpatico personaggio che si chiama Viti Gerardi, conosciuto come Viti, che si chiate in te mota dei beviacqua. Viti buon fotografo, come in pensione, già impiegate te stermis di Grau, alla navigata lungo sugli snas di Costa Crociere. Dal suo cason sono stati ospitati personaggi famosi, politici, attori di cinema e di televisione. Anche un principe, con la corte al seguito. Vieni qua, hai detto che mi sono parondellino, ma poi mi caccio anche devo fare un discorso di presentazione e quelli lì sono ospiti. Noi due ci diamo del tu, per favore non chiamatemi principe, non chiamatemi eccellenza, non chiamatemi signore. Diamoci del tu e basta. Questa era una presentazione di un principe con gli amici.
Contro la roba dei matti, no? Ed era l'avanguardia sulle Era cose. avanti, era avanti. Infatti molto di più. Infatti io facevo mostre in giro, ho fatto mostre in giro per il mondo e facevo qualche mostra, veniva lui a presentare. Un giorno dico, viaggio, volevo fare una serie di foto sulla tua vita, dalla mattina che tu ti alzi e la sera che tu vai a dormire. Io penso un po', però comando mille. Va bene. Mi ho fatto 750 foto Su Biagio. viaggio. Tutti i posti dove ho fatto le poesie, il perché, il per come, la tomba del somma, tutto così. Sì, perché lui si è Tanto che fotografo. dicevo, viaggio, e ne fa la mostra. Falla cos'era morto, che la valerà di più. Porco Dio! Ci vedevamo per strada e dicevo, viaggio, quando tu muori? Viti alle orgoglios del suo cason, de sos amiciziis e de sua fedeltat a Franz Josef, tant che al mostre a Duc la immagine che fa sbiele mostre di sé sunt une paret. O sin vignus vie no senza ve brindat in compagnie e let la part dal libri dulà che un innomenat scrittor alveve scrit ben di lui e del suo cason. Tornant un poco in daur, vale a dire tornant bande Portobuso, si fermin te vale dei campi, dulà che une grande e allegre squadre di amis di Lino nu spietin pe pastissute. Lino, oltre a ben altri, alla ricambiat con un sac di pan e une torte, quete al sofor e fatte di lui stesso. E è una isola ben dotate, di aghe, di luz e frequentate di zovins chiazzadors e pesciadors di grau, insieme agli loro fameis. Le isole le han in concessione i signors Marco e Vittorio Tessarin. Dopo gustat, pal canale principale ho tornato in daur anche un po' e ho imbocin il canale di San Zulian che nos porta te omonime isole. La isola di San Zulian, patron de marine di Grau, si chiate proprio tal mies de marine, dula che una volta in ete romane e viveve tante int. Dal VI secolo d.C. il patriarce Elie, sciampat via di Aquilee per causa de invasione longobarde, su queste isole al fasè costruì un convento di fraris benedettins. Pumò dal convent al reste dome un arc di pierre inchiastrat dal mur del rustic de casa paronal. Vecchi un clip tirato dal telegiornale regionale de Rai, intanto di une fieste fatte in onore di San Zulian, fieste immaneate dai graesani de Palù dal mese di Zenar dal 2013. Le ambientali, poiché la sua natura è rispettata, amata e seguita ancora oggi. Amata e seguita come la secolare tradizione dei festeggiamenti patronali. L'amore non passa, l'amore Dal mese de marine, tra champs e vals di pesce, la superficie de isole e rive a 20 ettars, con un perimetro tut arzinat di 3 km. Din allora un cuc a queste particolari aziende agricole.
la chiesa coloniche, la Glesiute di San Zulian, le campane che suone, la stale e i cios pes bestis, la tiese, une des varis pompis che fornissin la aghe per agriculture e per esigenze des personis. Sulla isole la abbondante atmosfera di pace e serenità e ven esaltate anche de storie antiche dal puest, che anche al DDV e tramande figuris fantastichis che si pierdin te antichitat, contis che per fortuna no duce crodin. I pesciadors accontin anche mo che i loro nonos in antic a disevin che lì, dulà che aliera il convent, di gnot a sentivin rumors di ciadenis come se animis in pene a camminassin senza pas per causa dai tanti pecciats che avevin sulla coscienza, e che il ciastic dal Signor all'obleave che s'animis danadis a strissina ciadenis per eternità. Tornats sulla barce, ho fasin una pontata in tal cason in moradure di Valle Francamela di Marilena Zuliani. La Valle Francamela è una val di pesce e di allevamento di branzins e oradis, ma è anche il puesto favorito di Lino per la chiasse. Prima di tornare a casa, ho fatto una piccole soste tal cason di Marianini, con un troppo di amici recuperati per strade. Si tratta di Roberto con Cristina e Daniele Morandini con Anna, la sua femmine. E questo alle signor Marianini con la sua signore. La compagnia e la solidarietà è di abitudine tal mies de lagune, dulà che la vastità di aghe, di canelis e di pantan ha indus in l'om, pesciador o chiazzador che al sedi, a socializzare, lui volintir dice che si può immaginare in terre ferme. Alle parchel che dopo di una curte visite fatte al cason di Marianini, si sin saludas bevint un tai di vin, ma con che di riviodisi in un prossimo incontri, che ste volte però in te lagune di Maran. E allora, mandi!